Il ragazzo si è accasciato proprio ai piedi del suo locale, della sua tabaccheria. Lei cosa ha visto ieri sera? Beh, praticamente ho visto la parte finale di quello che è stato il pestaggio, la rissa, chiamiamola così. Più che una rissa, un'aggressione, un'autentica spedizione punitiva in Riviera 20 settembre a Mestre, organizzata da un gruppetto di ragazzini albanesi per rivalersi nei confronti del gruppo di coetanei veneziani che la sera del 13 dicembre scorso li aveva pestati a Venezia, in località Bella Vienna. È stato Stefano, il tabaccaio della vicina e parallela Via Verdi, a chiamare le forze dell'ordine. Ho visto i pugni e i piedi che si alzavano contro altra gente, ho chiamato la polizia, che sinceramente stava già intervenendo perché c'erano già un paio di agenti imborghesi, che però poveretti da soli in mezzo a quella calca. La calca, come dice lui, è rappresentata dai 200 ragazzi che animavano questa zona del centro di Mestre, che con i due bar speculari è diventata oramai il ritrovo della movida cittadina. Troppi ragazzi che d'altronde si radunano qui. Oggi è qui la movida di Mestre si raduna qui. Un regolamento tra due baby gang rivali, ci dice oggi la polizia locale, che ha fermato il sedicenne albanese autore del violento pestaggio nei confronti del ventenne veneziano, già dimesso dall'ospedale. Qui, a due passi da Piazza Ferretto, per ammissione delle stesse bariste, la sera è il caos. C'è movimento non bello, ma di specifico non saprei dirti sinceramente, perché io stacco alle 3, non saprei, però magari se fanno più controlli ci sono meno casini. Quella non c'entra con la movida, quella è delinquenza, quindi va naturalmente controllata. Molti dei ragazzi identificati sono già noti alle forze dell'ordine, con il prefetto Vittorio Zappalorto che annuncia provvedimenti anche per i genitori, che se stranieri sono anche a rischio revoca permesso di soggiorno, dice. Sono le famiglie, l'educazione, quindi, e anche perché le forze dell'ordine poi ti vengono, ma se tanto dopo noi che fa niente, come ben io sa, che non c'è chi sappa, e quando ero giovane, mica 80 anni, ne dava sue gambe. È chiaro che dovremmo regalare, tra virgolette, alle forze dell'ordine degli strumenti normativi adatti ad arginare il fenomeno, perché trattandosi di minori la polizia e i vigili urbani hanno chiaramente le mani legate.